Quelle là, Eccoci, allora passiamo alle telefonate, passiamo 3-4 dalla regia, sentiamo se abbiamo già in onda la prima, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera a tutti, mi chiamo Michela, chiamo da Annone Veneto nella Venezia orientale. Buonasera Michela, signora Michela. Una piccola premessa, piccolissima. Quando farete una trasmissione sullo stress del Veneto sovrappopolato e super inquinato, chiusa la parentesi, per quanto riguarda, avete parlato di poteri e di poteri forti, a mio modesto parere è la società che ormai è marcia, pezzi di società, il sistema di una società che a pezzi è marcia, asservita, servile, probabilmente per scopi di voti di scambio, oppure di lavori raccomandati, oppure di lavori che non sono proprio lavori ma vengono stipendiati anche molto bene, ed è per questo che si è arrivati al sistema che è marcio. Non è il sistema Mose, può essere il sistema della Salerno-Reggio Calabria, può essere il sistema delle 120 famiglie mafiose, delle ecomafie e quant'altro. Io mi chiedo e mi domando, a voi politici veneti, di queste cose dovreste rendere conto un pochino di più a noi cittadini, perché vedete, ad esempio, a mio modesto parere, il territorio terracqueo di Venezia, di Chioggia e quant'altro dovrebbe andare in funzione dei comuni, non di qualcosa di altro. Sono terracquei di Chioggia, di Venezia e di altro. Per quanto riguarda poi il progetto Project Finanzi dell'ospedale di Padova, mi chiedo e mi domando, caro Luca Zaia, non avete mai soldi per fare gli ospedali senza Project Finanzi? Però noi comuni della Venezia orientale ci mandate a pagare i ticket e le visite specialistiche nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Diceva questa sera Daniele Stival che paghiamo fior di milioni alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia perché ci mandate al di là del confine, e non è che noi in Veneto siamo paese del terzo, quarto mondo e i Friuli siano chissà che, perché sono gli stessi dottori magari, le stesse strutture o quant'altro. Per quanto riguarda un'ultima cosa poi, mi chiedo e mi domando, politici veneti che siete lì, anche Pettenò che è lì da qualche annetto se non erro, di fare un qualcosa di più per il Veneto, perché vedete ad esempio il Friuli Venezia Giulia nei confronti dei comuni della ringhiera veneta è molto arrogante e prepotente. Sentivo ieri sera ad esempio un certo PD, mi sembra si chiami Fabrizio Venier del PD, che pretende che l'acqua dell'acquedotto Basso Livenza la paghiamo di più perché viene dal Friuli, avete capito? Dobbiamo pagare l'acqua di più perché ci viene dall'acquedotto Basso Livenza Friuli, però loro quando ci mandano le acque della Livenza, del tagliamento e quant'altro ad annegarci e alluvionarci non pagano i danni. Certo. Pipitone, possiamo dare grazie signore della telefonata, ha detto tante cose, tutte importanti, stare qui ad elencarle, però qualcuno come quello della sanità che devono andare in Friuli per insomma... Questo è un grande, non c'entra con la serata, ma è un grande tema, nel senso che noi sulla sanità, nonostante i grandi messaggi che lancia il nostro Presidente Zaia, noi negli ultimi anni abbiamo avuto una quantità sempre maggiore di veneti che vanno a curarsi nelle regioni, in altre regioni, in particolare il Friuli, per l'oncologia, per l'ortopedia in Emilia, per la riabilitazione cardiologica per esempio in Lombardia e così via. Questo significa che c'è stato negli anni un progressivo abbassamento della qualità dell'offerta sanitaria, pur essendo il Veneto una delle migliori regioni dal punto di vista proprio di offerta sanitaria. Non solo. Negli ultimi anni, come le famiglie venete possono perfettamente notare, sono sempre di più quelli che si pagano la sanità. Noi in Veneto abbiamo una follia che si chiama ticket multiplo. Cosa significa? Che quando un cittadino si fa per fare la ricetta rossa dal medico e ha più di 8 esami, sodio, potassio, cloroglicemia, ne ha più di 8, bisogna fare un'altra ricetta rossa, quindi 16 eccetera eccetera. Quindi tu fai
una prescrizione, un unico prelevo e devi fare magari 20 dosaggi. Allora, per ogni ricetta in Veneto, se hai più di 29.000 euro di reddito, paghi 10 euro a ricetta, se ne hai meno ne paghi 5 euro a ricetta. Ma questo ce l'abbiamo solo in Veneto, non è che ce l'ha imposto lo Stato romano, lo Stato romano tiranno, capito? Quindi è evidente, questo che cosa ha determinato? Da un lato che gran parte della gente ormai si cura negli ambulatori privati, che costa molto meno, dall'altra parte tante non si curano nemmeno. Chiedo alla legge se abbiamo ancora telefonate, perché non mi avete detto se ce ne sono ancora oppure no. Perfetto, basta che mi dite ce n'è. Allora sentiamo un'altra. Pronto? Pronto, io mi chiamo Adriana, parlo da Crocetta del Montello. Buonasera signora Adriana. Io trovo talmente tanto una cosa strana che questi politici possono anche patteggiare. Cos'è questo patteggiare? Tutti i cittadini. Hai mangiato, hai usufruito dei soldi, ma anche lui non ne sapeva niente. Ha patteggiato, sono cose vergognose, guardi, nel vero senso, e c'è chi anche lo difende. Concordo. Perché era una brava persona, si vede quanto brava era anche lui. Il cospetto del denaro, non si tira niente indietro nessuno, sinceramente. E io farei una cosa: quelli che si sono appropriati di soldi dei cittadini, tirare via tutto, che rimangano con quello che avevano prima. E poi ci sono vari comitati per fare delle opere pubbliche, comitato di un tipo, comitato di un altro, sono anche quelli che mangiano soldi in continuazione. Ecco, questo volevo dire, certo. A scapito di noi poveri cittadini e di quelli che hanno meno. Certo, grazie signora Adriana. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Caro direttore, buonasera, sono Italo e la chiamo da Padova. Relativamente al titolo della trasmissione, mi permetterei di aggiungere il risultato delle ultime elezioni europee. Sembrerà strano, ma forse poi capirà dove voglio arrivare. Alla delusione che mi procura la politica in generale, la magistratura politicizzata per alcuni casi particolari, le forze dell'ordine per episodi disarmanti, le forze armate, l'esercito non difende i confini nazionali e non dichiara guerra alla marina che li distrugge, volevo dare il mio parere sulla classe imprenditoriale nelle sue diverse componenti. Sei rapido, Italo, Sì, piccola, media industria, artigianato, commercio, libero professionismo. Questi signori, perennemente alla ricerca di un capetto cui dipendere o corrompere, passano da Berlusconi al nipotino Renzi, che promettendo 80 euro mensili ai loro dipendenti, gli 80 euro sono i miei e i suoi probabilmente, signor Giorgio, io in qualità di pensionato, va bene, riesce ad adescarli alle elezioni, perché loro risparmiano un rinnovo di contratto di lavoro con i soldi miei. Questa classe imprenditrice mostra la sua caratteristica peggiore, la pochezza, l'inesistenza nella determinazione. Hanno interamente abdicato al loro ruolo, che dovrebbe essere assolutamente fondamentale in una democrazia liberale, mai liberista, per quanto concerne la ricchezza, quindi la produzione, la ricchezza culturale, l'etica, la politica. Hanno abdicato a favore, magari corrompendo, di una casta politica succube certamente di poteri forti extranazionali, ma che è fondamentalmente, per l'uso del tempo improprio, corrotta, corruttibile, corrompente, in odor di mafiosità. Chiudo. Siamo allo sterco, nonostante l'uso massiccio di ammorbidente profumato, sempre in offerta speciale. La saluto e la ringrazio. Grazie signor Vittorio, faccio complimenti perché si aveva preparato questo discorso con il finale. Sentiamo l'ultima telefonata e poi ne passiamo dopo il prossimo break pubblicitario. Sentiamo, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? C'è? Regia mi dite che c'è, non c'è? Mi dite qualcosa, Elisabetta? Ci dovrebbe essere, se non parla riprovo, poi casomai riproviamo a richiamarla. Pronto, c'è qualcuno? Non c'è nessuno, è caduta la linea. Allora andiamo a parlare, visto il titolo, basta Mose, perché adesso sarà un motivo di discussione, ovviamente, visto ingegnere la settimana scorsa la puntata che abbiamo fatto, che è stata oggetto di un interessamento da parte di molte persone che durante la settimana. Lei aveva fatto un preventivo, un progetto, mi scusi se ho sbagliato terminologia, del Mose, con dei costi ovviamente addirittura mi sembra un quarto. no,
sì, un quarto, però aveva detto se lo facevo con gli stessi costi del Mose veniva 1 milione di euro, giusto, invece che 1,5 milioni, 1 milione. No. Però se io guardavo spendevo sui 600-700 milioni di euro, giusto? Certo. Ecco, allora se riusciamo a capire se la cosa, come diceva il professor Menocase, sia tuttora fattibile, o se parliamo al vento tanto per dire le cose, se fermiamo questa opera in corso, che è un'opera che potrebbe avere dei grossi problemi, e si può ridiscuterla sotto un altro punto di vista, e poi sentiremo il parere anche degli ospiti. Prego, allora, lei mi vuol far dire cose che diciamo in questo momento non sono ancora preparato a fare. Le spiego perché. Perché prima di fermare il Mose va fatto un lavoro di chiarezza. Cioè noi sappiamo, tra l'altro poi faremo vedere il filmato, che questo progetto ha delle, delle carenze insite nel sistema che lo vuole rapidamente ricordare per i nostri spettatori, e se mettiamo anche la grafica. Se facciamo andare il video probabilmente... Ecco, vuole che con l'audio anche? Sì. Allora facciamo andare il video, diceva quello di Cengene, con l'audio, chiedo a Claudio in regia, cioè, se me lo fa andare. L'apparatura a gravità che si alza... Lo possiamo sentire anche l'audio? Adesso fra poco partirà e così lo sentiamo tutti. Quindi appena diciamo siete pronti ditemelo. Ecco, vabbè, adesso lo stanno preparando, ingegnere, lo stanno preparando. Ecco. E quindi diciamo la soluzione che noi proponevamo era una soluzione che... Eccolo qui, sentiamo l'audio. Se me lo... paratoie lunghe 31 metri alziamo l'audio. larghe 20 metri e spesse 3,80 metri hanno un serbatoio d'acqua di zavorra di 16 metri e 10 centimetri e un serbatoio per l'aria di altri 2,5 metri. Le paratoie del Mose sono orientate nella stessa direzione della marea crescente. Espellendo una limitata quantità d'acqua, raggiungono la posizione iniziale di equilibrio mare e laguna. Ma per fronteggiare il dislivello massimo tra laguna e mare, devono essere espulse fino a 690 tonnellate d'acqua. Le paratoie a gravità sono invece orientate in opposizione alla marea crescente. In assetto di funzionamento ottimale, mantengono l'acqua nella parte alta del loro interno e pesano 1469,80 tonnellate, cioè circa 390 tonnellate in più del Mose. Queste scelte aumentano la loro risposta di stabilità alla spinta delle onde e utilizzano pienamente l'acqua presente in laguna in opposizione a quella del mare. Ogni paratoia del Mose, indipendentemente da tutte le altre, per raggiungere e mantenere sempre la posizione ottimale di lavoro rispetto ai crescenti livelli di marea, ha necessità di un sistema elettronico di continuo monitoraggio e di un sistema pneumatico di controllo della proporzione aria-zavorra d'acqua. La paratoia a gravità non ha bisogno di alcun controllo o aggiustamento di assetto, poiché la sua conformazione strutturale, senza variare le proporzioni aria-zavorra d'acqua, oppone in progress il suo peso e la sua inclinazione contro marea ai livelli del mare che crescono o calano. Queste differenze strutturali comportano un consumo energetico delle paratoie a gravità pari a circa 1/10 di quello richiesto dal sistema Mose. Ogni paratoia del Mose sarà resa operativa da tecnologie tutte e sempre completamente sommerse, alloggiate in profondità nel sottostante cassone di calcestruzzo praticabile dagli operatori a circa 18 metri di profondità, per la necessità di continue ispezioni vitali per il funzionamento del sistema. Le paratoie a gravità sono montate in serie su cassoni di metallo ricavati nella parte superiore di diversi scafi navali autoaffondanti, ognuno di lunghezza proporzionata alle specifiche condizioni dei fondali. I macchinari e il personale per farle funzionare, alloggiati nelle torrette in testa allo scafo, rimarranno quindi sempre fuori acqua. Tutte le paratoie sono fissate agli scafi in cantiere con allineamenti orizzontali e verticali delle cerniere, precisi al millimetro e del tutto non variabili l'una rispetto alle altre, poiché sempre solidali rispetto al comune supporto fisso. Ogni paratoia del Mose dovrà essere singolarmente rimossa con delicate, lunghe e costose operazioni.
Le paratoie a gravità sono tutte incernierate su uno scafo navale autoaffondante che in ogni momento potrà essere portato a galla, rimorchiato in cantiere per una completa manutenzione fuori acqua, senza bisogno di alcun disinnesto di cerniere. Qui vediamo la comparazione dei comportamenti delle due paratoie, che sono sostanzialmente diversi, con condizioni di moto ondoso, con altezza significativa di 3,2 metri e un periodo di picco di 8 secondi. La paratoia a gravità mantiene un comportamento regolare rappresentabile dal modello matematico di Principia. Lo stesso modello rileva invece l'instabilità della paratoia Mose, che per le sue caratteristiche idrodinamiche non può essere calcolata e governata. In questa sequenza vediamo il funzionamento della prima paratoia a gravità a ridosso della spalla, a confronto con la sua corrispettiva Mose. È evidente che i loro comportamenti sono pressoché equivalenti ed accettabili nelle condizioni di moto ondoso considerate. Qui la stabilità è maggiore per ambedue perché le paratoie risentono positivamente della presenza della spalla. Ecco, credo che abbiamo visto, dovrebbe essere, vedo buio, ecco qui. Allora, ingegnere. Ecco, cioè, quindi diciamo... abbiamo capito, però non essendo tutti ingegneri nella vita, se lei ci dà una spiegazione più dettagliata di quello che abbiamo visto, abbiamo capito le due diversità, però ce le spieghi in maniera soprattutto più chiara per i nostri telespettatori. Diciamo che la differenza sostanziale è proprio il principio di funzionamento. Cioè il principio di funzionamento dell'apparatoio, del progetto che avevo fatto io, tra l'altro con due miei amici che voglio ricordare perché anche loro hanno vissuto questa storia con me, che sono l'ingegnere Paolo Vielmo e l'ingegnere Gaetano Sebastiani, è basato proprio su un concetto di semplicità. Cioè la nostra apparatoia nel momento in cui si alza non bisogna fare più nulla, perché da sola segue automaticamente l'evoluzione della marea. Quindi non ha bisogno di sistemi di controllo e quindi voi capite i costi, ma anche diciamo, la sicurezza di funzionamento del sistema, la garanzia di funzionamento del sistema. Se poi a questo noi accoppiamo la dinamica delle due paratoie, che come ha dimostrato una società francese interpellata dal Comune di Venezia, non da me, che ha fatto fare questo confronto dei due sistemi dinamici, e lei ha dimostrato che la paratoia che loro hanno scartato funziona perfettamente, ma quello che loro stanno portando avanti non funziona. Perché, come dicevo anche l'altra volta, questa instabilità dinamica è qualcosa che nel campo navale è molto importante, e nessuno mette in mare una nave dinamicamente instabile. Perché questo fenomeno di stabilità, se posso in maniera, mi scuseranno gli amici, i tecnici, gli ingegneri, ma in breve significa che se io la faccio investire da un'onda di 8 secondi, no, lei non si muove solo con un periodo di 8 secondi, ma si muove con 4, cioè con un periodo molto più, la metà di quello con cui la sto eccitando, oltre a quello. Per cui c'ha e quindi dell'accelerazione, dei movimenti che sono enormi, tant'è vero che voi vedete che l'apparatoio va giù, ma come va giù va anche su, e quindi andando su può andare in contrasto con le strutture di cemento armato delle basi e strappare le cerniere, perché a quel punto c'è un rapporto di leva tra, e lì si può vedere nello schema a destra, nella diapositiva, cioè se quello lì va in verticale va a urtare l'apparatoio contro le strutture di cemento armato e quindi strappa le cerniere. E voi capite che una cosa del genere va valutata in maniera seria. Allora, lei mi ha detto cosa si può fare. Allora, innanzitutto, secondo me, il consorzio dovrebbe tirar fuori il progetto e dire come ha progettato queste paratoie. Perché Principia dice che le paratoie sono dinamicamente instabili. Allora, questa instabilità esiste o non esiste? Ma nessuno lei dice, prima la faccio una domanda. Lei dice devono tirare fuori il progetto, ma non c'è conoscenza del progetto. No. E questa è una delle storie strane d'Italia, no? Cioè, lei l'ha visto? Io ho visto dei disegni che sono stati presentati al Comune di Venezia, dove, tra l'altro, dove è stato preso i disegni dell'apparatoio che poi è stata data a Principia per fare i calcoli. Perché non è che Principia si è inventato lei. A me il Comune mi chiese il dischetto
AutoCAD con la paratoia, dove c'erano tutti i ferri, tutte le inerzie, perché per fare quelle simulazioni bisogna sapere come è fatta la struttura, non è che si simula così a casa, no? Quindi io gli ho fornito il dischetto AutoCAD con la paratoia e il comune aveva questi disegni enormi di queste paratoie, ma lì non c'era scritto come avevano calcolato le forze sulle cerniere, quali erano gli spostamenti dinamici delle paratoie, non c'era niente di questa roba qua. E allora queste cose vanno chiarite, cioè, bisogna dimostrare che effettivamente si sta portando avanti un progetto basato su fondamenti tecnici e scientifici validi. Dalle evidenze che noi abbiamo ad oggi sembrerebbe di no, cioè, quindi questa è la prima cosa che secondo me chi deve prendere la decisione deve pretendere. Ma lo deve pretendere. Ma cosa si può fare? Mi scusi, in genere, cosa si può fare a oggi? Oggi il Mose è questo, manca 1,5 miliardi per terminare, se tutto andrà bene, i lavori. Cosa si può fare ad oggi? Come dice il professor Roncaglia, come diciamo, fermiamo questo, valutiamolo per bene, se non è un'opera valida ne facciamo un'altra, cosa si può fare? Guarda, cioè, adesso lei mi fa una domanda che... mi dia una risposta lei. Cioè, sì, ma mi coinvolge in maniera diretta. La faccio a Gottardo. Io dico no, che... lui che dice cose interessanti, l'ingegnere. Se a me mi chiedono come fare, io propongo quello che ho proposto prima. Lei si rende conto, cioè io vorrei che la gente si rendesse conto di un fatto. No? Io, con i miei mezzi, senza aver speso nulla, se non le mie ore e quelle dei miei colleghi, no? Abbiamo preparato un progetto di massimo di una paratoia che alle verifiche fatte dalla società terza, non da me, dalla società terza, ha dimostrato che funziona. Questi signori che hanno speso miliardi dei nostri soldi, delle lire all'ora e euro adesso, e hanno messo in piedi una paratoia che non funziona. Voi capite che c'è qualcosa che non quadra in tutto questo discorso, no? Bonaccini, è grave quello che dice l'ingegnere, perché dice, vedete, questi l'hanno fatta, è così, io con poche risorse, pochissime, ho fatto un costo irrisorio rispetto a quello... Un quarto, il mio progetto, un quarto con i costi unitari loro, perché se invece... Voglio essere cattivo con l'ingegnere, ma quegli altri ingegneri erano meno validi, cioè erano proprio scarsi, volevano guadagnarci dall'inizio. Lei come vede questa situazione? Veda, io... Tenendo presente che lui questo progetto del Comune di Venezia. Certo, il Comune di Venezia... E anche il magistrato alle acque? Certo. Allora io sono andato ha fatto l'analisi, il magistrato. Io sono andato a presentare il progetto al magistrato alle acque, quando ero il magistrato era l'ingegner Piva, e c'erano lì delle persone. Io ho presentato il mio progetto, ancora non c'erano i calcoli di principio, no? Però io ho detto, signori miei, questo è il mio progetto, questo progetto risolve questi problemi, nel senso che è dinamicamente stabile, non ha bisogno, tutte quelle cose. E dice, ma lei ci viene a fare le critiche del Mose? No, dico io vengo a dirvi quali sono le cose che a mio parere nel Mose non funzionano e nel mio funziona. Cioè io se devo presentare un'alternativa devo dimostrare. E tra l'altro questo è nei verbali, che poi lei non ha voluto neppure firmare. Io ho un promemoria dell'incontro, perché così l'ho dovuto definire, perché lei non ha voluto firmare questo verbale, dove queste cose erano scritte. Poi lei è andato anche a Roma, dove poi sono andato a Roma, al Consiglio dei Lavori Pubblici, dove immagini chi è, lei lo sa chi è che ci ha fatto l'audizione? Chi? No. Balducci. Ah, beh. Credo di aver detto tutto. Ora sì. Ma veda, allora, atteso che evidentemente il mio settore è specificatamente un altro, però da veneziano, lei vive proprio in centro. Che poi, fra l'altro, uno mi dice, sì, adesso fanne anche uno tu che sei albergatore, no, ma di che acqua sappiamo, di acqua, guardi, ne abbiamo talmente tante sia nei nostri alberghi che sotto i ponti, non c'è assolutamente dubbio. Che si tratti oggettivamente, ingegnere, di un qualche cosa di sconvolgente e inaccettabile è un dato di fatto. Sul fatto che il Mose, sotto il profilo pratico, abbia iniziato a violare concettualmente delle regole molto chiare, nella fattispecie la caratteristica, mi corregga se sbaglio, doveva essere quella di non essere a impatto devastante e doveva essere anche reversibile. Un'operazione del genere non può essere reversibile, non può essere reversibile. In tale ottica è evidente che il concetto di ancorare le paratie a dei sistemi autoaffondanti
e sorrido perché mi fa venire in mente anche un mio carissimo amico, un fenomeno semi-leonardesco, una persona di 85 anni lucidissima che addirittura aveva ipotizzato come prima sperimentazione l'idea di usare delle navi autoaffondanti con degli spilli spinti da rimorchiatori e tutto quello che da ciò ci va dietro. Allora, se noi abbiamo fatto l'impossibile per muoverci contro il buonsenso, direi che oggettivamente ce l'abbiamo fatta, se questo era il fine che noi volevamo raggiungere. È ovvio che di fronte a questa tipologia di situazione una commissione, a mio avviso, dovrebbe essere certamente richiesta, ma a livello, ma guardi proprio ingegnere, a tutela sua, a livello internazionale, della serie, non è possibile che qui si proceda avanti in questo modo. È una cosa, a mio avviso, semplicemente folle. Guardi, quello che lei dice, scusi se le faccio questa cosa, io proprio ho mandato una lettera ai giornali in cui... Prego, no, continuate. Dicevo che ho mandato una lettera ai giornali, la Nuova me l'ha pubblicato, dove io chiedo esattamente questo. Io dico che dalle evidenze che noi abbiamo, questo progetto ha delle carenze fondamentali, quindi ci vuole diciamo, un ente terzo, ma costituito da persone che conoscono questi problemi, non c'è dubbio, che non siano stati coinvolti nel progetto, non c'è dubbio, ovviamente, perché voi sapete cosa è successo, perché anche questo io voglio dire, perché qui io mi metto a ridere perché c'è del ridicolo in quello che dico, ma c'è da piangere però. Allora, quando il Comune di Venezia ha presentato al Magistrato alle Acque lo studio di Principia, no? Allora, cioè, se qualcuno veniva da me, ingegnere, quando avevo fatto un progetto e mi faceva delle critiche, no? Rispondevo io. Cioè, io da progettista avrei detto, signore, tu stai dicendo delle balle, oppure hai ragione, devo vedere. Questi qui invece cosa hanno fatto? Hanno chiesto di valutare il rapporto Principia al professor May, un cosiddetto grande luminare, che nel suo campo sarà anche un grande luminare. Però questo signor May cosa fa? Cosa dice? Io però poi vi dico perché l'ho visto, perché bisogna spiegarle queste cose. Dice che lui non conosce la tecnica che ha usato Principia, però siccome non ha simulato l'apparato, tutta la schiera, i risultati sono incerti. Allora, se questo qui veramente sa di che cosa sta parlando, perché a questo punto io lo vorrei, e vorrei fare un confronto con questo professor May, no? Dovrebbe sapere che se l'apparatore non è modellabile, a forzione direbbero in matematica, non può essere modellabile la schiera, no? Cioè, questo lo capisce anche un bambino che va alle elementari, probabilmente, no? Certo. Allora, questo signore si è preso dei soldi per dire questa amenità. Perché io lo so? Perché questi documenti poi sono stati presentati nella causa di diffamazione che il consorzio ha fatto nei confronti miei e dei miei colleghi, perché noi avevamo, secondo loro, avevamo diffamato il consorzio, e quindi per fortuna abbiamo trovato dei giudici. Io ho grande fiducia nella magistratura, come penso di avere fiducia in questi magistrati, accerteranno se ci sono quelle colpe o no, quindi va bene così. Certo. Ma quindi noi in causa abbiamo visto questi documenti che quando li abbiamo letti mi facevano ridere. E ma come? Andiamo da un professore negli Stati Uniti per farci dire che non conosce la procedura usata da Principia e esprime dei giudizi. Ma questo qui la prima cosa che doveva fare, se è una persona onesta, è rifiutare l'incarico. Scusate, cioè io... Professore, non c'è dubbio. Professore Manocasi, mi fate vedere anche le immagini del Mose dall'alto, grazie a regia, anche in modo tale che la gente a casa riesca a capire di quello che stiamo parlando. Professore Manocasi. Ma dalle dichiarazioni dell'ingegnere mi pare che la trasmissione cambia completamente senso. Perché va bene, è importante la corruzione, ma è una questione proprio di struttura a monte. Supponiamo che non ci fosse corruzione, è grave la situazione. Comunque oggi veniamo a sapere che questo Mose probabilmente non funzionerà e che avremo dei costi altissimi, e che c'erano degli altri progetti e che comunque va valutato in questo momento se finirlo o non finirlo. Non abbiamo certezza del funzionamento di questa struttura che costerà quasi, presumiamo, 6 miliardi. Questa è già più importante della corruzione.
La corruzione tra poco è quello che mi domando perché si patteggia, perché quando io patteggio la mia controparte, che è il signor Orsone, se ne va fuori e non lo posso più chiamare come teste. Devono restare tutti dentro e ci raccontano il percorso, perché questo va a valorare quello che sta dicendo l'ingegnere. Hanno fatto, sapendo di fare una porcheria, la stanno completando. Allora siamo arrivati al momento che possiamo fermare e col resto dei costi possiamo fare una struttura meritevole, perché ci passa ancora 1,5 miliardi di euro. Ha ragione Settimo Gottardo quando ha detto all'inizio della puntata, ricordo, Orsoni deve parlare di più. Dunque, mi cedo la parola, però prima qui abbiamo due consiglieri regionali, sono interessati a sapere le iniziative che loro faranno. Poi dico come nasce il Mose, dico dopo. Però volevo su questa osservazione del professore. Cioè, io credo che la vera anomalia sia stata proprio nella genesi di questa macchina infernale, non della barriera mobile, nella struttura che si è pensata che doveva intervenire nel fare le opere in laguna. Chi? Io so chi. Siccome la sappiamo, bravo. Allora, qual è il problema? Ditelo. Adesso ma il Consorzio Energia Nuova nasce mica, non è che non sia figlio di nessuno come il ministro Nicolazzi. Certo. Allora, e il primo presidente che è stato? Luigi Zanda. È l'attuale capogruppo del PD al Senato, Luigi Zanda, che non c'entra certamente con queste politiche. No, attenzione, distinguiamo, ci sono delle responsabilità politiche e poi ci sono le responsabilità politiche, stanno in capo quelle forze politiche che hanno fatto nascere quella roba lì, che le hanno sostenute e che non hanno mai voluto intervenire per smantellare questa cosa. Allora, perché nasceva il consorzio di imprese private? Per far veloci, per far presto, per togliere le burocrazie degli appalti. Questa è come sempre, no? È un ritornello degli anni 80 che la sentiamo anche adesso. L'Expo di Milano, fanno le gare, però l'Expo di Milano, attenzione, perché non pensiamo di dire qui c'è concessione unico con le gare tutti più puliti, hanno fatto le gare truccate anche sull'Expo. Che tipo di gara? Chi mangia di più? Certo, perché... Allora, il problema è sulla progettazione, cioè è insita, non è che quella era una cosa e poi c'è la corruzione. Questa cosa qui io la vedo strettamente intrecciata, perché se tu non hai un sistema fortemente controllato, chi era il controllore di queste concessioni? Lo Stato attraverso il magistrato alle acque. E allora il magistrato alle acque cosa ha fatto? Se è vero quello che dice la magistratura, si è fatto dare la paghetta mensile per non rispondere agli ingegneri che dicevano guardate che ci sono delle anomalie. Quindi come si deve risolvere queste cose? Le carte, quando uno Stato fa un'opera così importante, devono essere trasparenti, devono essere pubbliche, per cui chiunque abbia delle capacità tecniche, amministrative, eccetera, possa dire attenzione, qui c'è un errore, allora intervieni per correggere se c'è la buona fede. Ma se non fai questa cosa vuol dire che la malafede è insita nel sistema che si è creato, e quindi si è creato un sistema omertoso fin dall'inizio, coperto dalla politica, quella che l'ha approvata quella cosa lì, coperta dalle strutture dello Stato, coperta da istituzioni statali come il magistrato alle acque, che anziché controllare faceva andare avanti. La discussione che adesso stiamo facendo in pochi minuti, chi ha vissuto la storia delle cose, l'abbiamo fatta per decenni. L'ingegnere di Tella che ha seguito questa cosa per anni, ma come lui tanti altri che hanno proposto, hanno provato a suggerire cose innovative, diverse, si sono trovati di fronte non la risposta che quella roba lì è peggiore di quella che stava facendo, ma si sono trovati di fronte alle delle non risposte, che l'unica soluzione era quella, senza dire una risposta. Prima pubblicità faccio una provocazione: non è che quegli ingegneri che costruiscono questo Mose sanno benissimo che non è granché funzionante, ma riprendono ancora più soldi alla manutenzione? Può anche non essere, guardi Borile, può anche non essere, può anche essere che ci siano degli ingegneri. Quando ero consigliere comunale, in quegli anni in cui si discuteva sul Mose davvero, cioè c'erano degli ingegneri che ti spiegavano, e penso fossero in buona fede, che ti spiegavano che il loro sistema funzionava, no? Non eravamo ancora alle parati, eravamo ancora alcune opere preliminari. Può essere che fossero in buona fede, che credessero che la loro opera, ma non è che basta la loro progettazione, ci vogliono delle chiamiamole istituzioni terze che devono controllare queste cose, e per cui dicono funziona? Sì, funziona, poi funziona la sua e funziona anche quella di Tella.
quale mi conviene fare? Quella che funziona meglio, quella che costa di meno, oppure deve funzionare solo quella che decidiamo a monte che va bene per noi? Questo è il problema, non c'è mai stata una discussione aperta in questa cosa. Cioè io nell'altro incontro venerdì scorso, no? In questo caso qualcuno ha detto che non funzionava perché lo studio del Comune di Venezia lo dice, l'ha detto molto chiaramente. Ci sono volumi, no? Tra l'altro, quando il progetto presentato dal Comune, che indicava il mio progetto come sostituzione delle paratoie Mose, Cacciari mi portò a Roma. Io dovevo, tra l'altro avevano risposto con delle cose, con delle argomentazioni risibili, che io l'avrei smontate. Avevo già presentato una presentazione PowerPoint dove smontavo punto per punto quelle argomentazioni che avevano prodotto. Non mi hanno fatto parlare. Io sono andato a Roma e me ne sono tornato senza parlare. Sì, ma vado in pubblicità, poi vi do tutti la parola, rimanete con noi tra poco.